L'epidemia di lingua blu continua a espandersi in Sardegna. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come ieri si registrino nell'isola 723 focolai attivi, 234.993 i capi interessati, 20.431 dei quali presentano sintomi clinici, mentre i capi morti sono 1.629. Per questo motivo, sottolinea l'Associazione Agricola, il Ministero della Salute ha stabilito che gli animali della specie sensibile alla Blue Tongue potranno lasciare la Sardegna solo dopo l'esame della PCR, estendendo in questo modo a tutta l'isola l'obbligo dell'esame ai fini della movimentazione extraregionale. Secondo la Confagricoltura si tratta di un duro colpo per gli allevatori sardi, specie quelli di bovini, che subiranno un grave disagio per l'ennesimo blocco della movimentazione e dell'esportazione dei vitelli da ingrasso fuori dall'isola. Confagricoltura chiede che la Giunta regionale trovi le risorse finanziarie che consentano di abbattere il costo dell'esame PCR per assicurare la movimentazione del bestiame e con una procedura più snella. Per l'associazione è auspicabile una convenzione tra Regione e Istituto Zooprofilattico al fine di permettere una gestione diretta dei test PCR da comunicare poi alla ORE. Confagricoltura ha ribadito la necessità di un immediato coordinamento tra assessorato all'agricoltura, assessorato alla sanità e istituto zooprofilattico per far fronte all'emergenza sanitaria. Quanto ai vaccini, conclude la nota di Confagricoltura, non si hanno notizie in merito dell'adozione della delibera da parte della Giunta regionale, quella in cui si dà l'incarico all'Istituto Zooprofilattico della Sardegna di acquistare 600.000 dosi che sono necessarie per vaccinare il patrimonio ovino sardo e arginare così il virus. Un grave ritardo che consentirà alla malattia di continuare a correre, dal momento che la Regione sembra non intervenga nemmeno per l'acquisto dei repellenti utili per arginare la malattia in attesa del vaccino, conclude Confagricoltura.